Ciao e benvenuti in questo nuovo video, qui Alessio Veneziano di Veneziano Therapy. Oggi parleremo di un topic che mi sta molto a cuore, che è molto molto importante nel processo di guarigione dal dolore cronico, è appunto l'ipervigilanza. In questo studio in particolare parla di psicologia del dolore, di attenzione al dolore, come il fatto di essere focalizzati per molto tempo nel nostro giorno sul dolore, quindi sulle sensazioni interne corporee, fanno sì che il nostro sistema nervoso va in ipervigilanza, in ipersensibilizzazione. Cosa vuol dire essere in ipervigilanza? Ecco, vuol dire focalizzarsi sulla nostra tensione, sul nostro dolore, su tutto quello che non va nel nostro corpo. Il fatto di fare questo per molti giorni, molte settimane, molti mesi, se non anni, porta il nostro sistema ad avere una sorta di modalità di allerta, ok? Questa modalità di allerta è dannosa, ma dannosa non perché va a danneggiare il nostro corpo, ma è dannosa perché non ci fa recuperare questo percorso di guarigione, ok? E perché appunto la guarigione non arriva? Bene, prima di parlare sul perché, bisogna capire le caratteristiche, cosa succede a livello del sistema nervoso quando noi andiamo in ipervigilanza, ok? Quando andiamo in ipervigilanza andiamo a creare un circolo vizioso di paura, tensione e ansia. Quando si parla di paura parliamo di ansia, ok? Che è la stessa cosa, perché tu non è che hai paura del dolore, tu hai quest'ansia che se il dolore arriva, allora dovrai interrompere le tue attività, dovrai interrompere la tua vita in generale. Ci sono tre particolari caratteristiche che fanno aumentare l'ipervigilanza, ok? Ed è molto importante capirle perché a quel punto possiamo agire su quelle caratteristiche in modo attivo. La prima caratteristica è che l'ipervigilanza esiste e aumenta quando il dolore è di alta intensità. Alta intensità, quindi parliamo di dolore acuto, ed è normale che siamo in ipervigili quando il dolore arriva su. E qui non possiamo farci nulla, ok? Su questa caratteristica, perché il dolore arriva, lo non siamo noi a comandarlo in quel caso, ma siamo noi a comandare la nostra reazione al dolore, ma ci arriviamo tra un secondo. La seconda caratteristica è che l'ipervigilanza arriva quando siamo in un ambiente non stimolante dal punto di vista esterno, ok? Magari un ambiente monotono, nella stessa stanza, nello stesso lavoro, quindi una, diciamo, vita monotona, sedentaria, porta ad avere molta più ipervigilanza di una persona che magari tende a essere molto attivo. Questo ovviamente in grandi linee, stiamo generalizzando. In questo studio hanno fatto appunto hanno ideato non ideato, ma hanno visto queste tre caratteristiche. Quindi dolore acuto, aumenta l'ipervigilanza. Non stimolazione esterna, quindi un ambiente monotono, aumenta l'ipervigilanza. E il terzo è associare il dolore ad un'alta minaccia, a una minaccia, diciamo quindi dare un valore a quel dolore come se fosse equiparabile a un danneggiamento del corpo. Questo è assolutamente, appunto l'ultimo punto, è quello più importante che aumenta l'ipervigilanza ed è quella che vedo molto 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 spesso nei miei pazienti. Perché quando abbiamo una credenza che il nostro dolore sia dato da una problematica corporea, è normale che andiamo in ipervigilanza perché pensiamo che c'è qualcosa che sta sfregando, c'è qualcosa che si sta rompendo, c'è qualcosa di super infiammato che se mi muovo in questa posizione, chissà cosa succederà, mi rompo, mi sono storto. Pensiamo sempre che il problema è all'interno del corpo, invece negli ultimi studi, negli ultimi 10 anni, attestano che il dolore cronico
non è. Quindi quello che non deriva da infezioni, tumori, malattie autoimmuni, quindi non ci sono problematiche gravi, arriva dal nostro cervello, dal nostro sistema nervoso ipersensibile. Ecco che l'ipervigilanza aumenta appunto questa sensibilità del sistema nervoso. Quindi come si fa ad andare indietro? Ok? Si chiama reverse engineering. Come si fa ad andare alla radice? Lavorando su queste tre caratteristiche. Quindi se pensiamo che il nostro dolore deriva da una problematica corporea, già lì è sbagliato, quindi dobbiamo già capire che il nostro mindset deve dire ok, non c'è assolutamente nulla a livello corporeo, è tutto parte dal cervello, dal nostro sistema nervoso centrale, non c'è bisogno che io faccia un'associazione al dolore a qualcosa che si sta rompendo, sfregando, ok? Questo è molto molto importante. L'altra caratteristica è appunto quella della stimolazione esterna, di stare in un ambiente stimolante esterno, ok? Quindi, quindi muoverti, fare cose diverse, non focalizzarti sul corpo, focalizzati su qualcosa che ti piace, su un hobby che ti piace. È vero, il dolore arriverà, ma in questo modo alleniamo il nostro sistema nervoso a prendere più informazioni all'esterno e non focalizzarci troppo all'interno. Il primo appunto del dolore acuto, quando arriva non ci puoi fare niente. Quello che puoi fare però è la reazione al dolore, quindi non ripudiare il dolore, accettalo per così com'è perché non è dannoso ed arriva dal cervello, non è dannoso, non ti sta andando a rompere niente. Questo è molto importante, quindi andiamo dentro un cambio di mindset, molto molto importante. Come facciamo in Veneziano Therapy, nella mia terapia, il mio metodo, Mind Body Therapy, vado a insegnarti proprio quelle tecniche che portano sicurezza al tuo sistema nervoso, perché lui quando si sente sicuro abbassa, alza la soglia del dolore, quando si sente in ansia abbassa la soglia del dolore e quindi quando viviamo in estrema ansia tutto il giorno è normale che il dolore aumenti, ok? Quindi ogni terapia che alza, scusami, il livello e il soglia di dolore va a essere di beneficio nel percorso di guarigione, ma lo dobbiamo fare in modo attivo. Tu stesso con le tue capacità lo devi fare, non con massaggi, manipolazioni, perché quelle non servono e non aiutano in questo caso di dolori cronici, ok? Ogni mercoledì alle 5, se sei interessato, appunto, vado a insegnarti queste tecniche. Per un'ora e mezza vado a insegnarti queste tecniche, lo faremo in un lavoro di gruppo, quindi parleremo di mindfulness, di mindset, parleremo di tapping, parleremo di tutti quegli esercizi che le faremo assieme in quest'ora e mezza per farti prendere la responsabilità del tuo corpo e della tua salute, perché puoi assolutamente guarire da queste condizioni. Non sarai il primo, ci sono migliaia di persone che hanno provato questi metodi che non sono convenzionali, che però danno veramente molti benefici e lo capirai subito sulla tua pelle in una sessione guidata da me personalmente ogni mercoledì alle 5 e mezza, sarà tutto su Zoom, ti puoi prenotare tramite il link in descrizione e spero di vederti all'interno di questa sessione. Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace, mi aiuterà un sacco con l'algoritmo di YouTube a divulgare queste informazioni a più persone possibile e aiutare più persone possibili perché è possibile guarire dal dolore cronico, ok? Questo è tutto per oggi, ci vediamo al prossimo video, ciao, alla prossima!